Buongiorno da Sicilia 24, i titoli. Emergenza rifiuti, riparte la raccolta nei comuni della Sicilia orientale, ma nella discarica di Lentini la spazzatura viene solo parcheggiata senza essere trattata. Individuate con l'ordinanza bis di Schifani altre 2 aree per l'indifferenziato. A Catania il mercato rionale di Piconello è stato montato tra l'immondizia, volantinaggio per sensibilizzare cittadini ed operatori, ma le cattive abitudini sono dure a morire. Incendi, brucia ancora la discarica di Mazzarrà Sant'Andrea, vigili del fuoco di Messina impegnati da ieri pomeriggio per spegnere il vastissimo incendio di natura dolosa. Inchiesta Pandora, a Catania udienza per revoca sospensione Luca Sammartino, l'avvocato Peluso certi della sua assoluzione. Disagi sulla A18 e A20, prime azioni giudiziarie nei confronti del Consorzio Autostrade Siciliane per far ottenere agli utenti il rimborso parziale del pedaggio per i gravi disagi causati da restringimenti e cantieri. Sotto Occhi Talk su Antenna Sicilia e Telecolor dal 3 luglio 30 minuti di divertimento con un programma estivo e frizzante. Calcio, oggi a Palermo la presentazione del tecnico Dionisi, rosa-nero sulle tracce di Van de Putte e Furignati. Il Catania riparte da Assisi dove il DS Faggiano conta di aver l'organico quasi al completo, tutto fermo a Messina. Bentrovati, in primo piano ancora l'emergenza rifiuti in buona parte della Sicilia. Riparte la raccolta nei comuni della Sicilia orientale, ma nella discarica di Lentini i rifiuti vengono solo parcheggiati senza essere trattati. Individuate con l'ordinanza bis di Schifani altre 2 aree per l'indifferenziato. Ci aggiorna Manlio Viola. Riparte la raccolta dei rifiuti in quasi 200 comuni della Sicilia centro-orientale, andati in emergenza con la chiusura della discarica di Lentini. È stata necessaria una seconda ordinanza da parte del presidente Schifani per far ripartire la raccolta. Da ieri sera i camion conferiscono in 2 piazzali individuati per l'abbancamento dei rifiuti indifferenziati. Queste aree consentiranno di conferire per circa 20 giorni. Al tempo stesso vengono svuotate le biocelle che serviranno ad ospitare quella parte di rifiuti che sarebbe a rischio incendio o produzione di percolato con il caldo. In questo modo sono state superate le obiezioni dei commissari giudiziari della discarica. Ieri il mancato avvio della raccolta aveva mandato su tutte le furie il governatore. Una giornata convulsa di interlocuzioni fra Palermo e Catania con i commissari a colloquio col magistrato di sorveglianza e poi vertici su vertici fino a quello risolutivo in prefettura. L'ordinanza è stata così modificata solo per un aspetto tecnico e questo ha permesso di far ripartire il sistema. La coda di mezzi che devono scaricare è comunque lunga e serviranno giorni per tornare alla normalità della raccolta. In questi 20 giorni di abbancamento inoltre bisognerà correre per ottenere le autorizzazioni ambientali necessarie all'impianto TMB della Oikos, senza il quale non è possibile trattare i rifiuti. Serve un visto di impatto ambientale della città metropolitana di Catania e uno della regione. Ieri sopralluogo dell'ARPA, l'Agenzia per l'Ambiente, ci sarà tanto lavoro da fare prima che tutto torni veramente in regola. L'emergenza è tamponata ma non superata. A Catania, per quanto riguarda i rifiuti, soprattutto in certi quartieri, regna l'anarchia. A Picanello il mercato rionale è stato montato tra l'immondizia. Per sensibilizzare i cittadini ma anche gli operatori sono stati distribuiti volantini e anche dei sacchetti, ma le cattive abitudini sono dure a morire. Tonino De Mana. Ieri San Giorgio, oggi Picanello, sedi di storici mercati rionali e storiche criticità, come quelle di non differenziare la spazzatura con vecchie abitudini dure a morire. Da queste parti gli appelli di Trentino cadono inesorabilmente nel vuoto, rendendo vano lo sforzo dell'amministrazione comunale. Si apre la tenda e cosa succede? Ecco cosa succede. C'è la bella vista, ogni settimana c'è questo casino. È difficile anche per noi documentare che dietro alle bancarelle dove si vendono generi alimentari si trovino montagne di immondizia. Da un lato formaggi e salumi, dall'altro il pesce. Tra i 2 camion parcheggiati, guardate cosa si trova alle mie spalle. Alzo il telone rosso e dietro una maxi discarica di rifiuti. Generoso l'intervento del presidente della seconda municipalità Carnazza che su indicazione del sindaco Trantino ha girato in lungo ed in largo tra gli operatori per distribuire sacchetti e volantini. Come fai a dire non montare quando hanno già fatto la spesa nei mercati ittici o agroalimentari? Formaggi e spazzatura non vanno d'accordo.
Nonostante i tanti incivili, c'è voglia però di cambiare rotta. Io so come si fa la raccolta differenziata, poiché abitando a Petara, ma penso che Catania, essendo città, prima o poi riusciranno anche i catanesi a imparare a fare la raccolta differenziata. Io sono sicuro e fiducioso. Dobbiamo differenziare tutti e vogliamo Catania più pulita. All'esterno del mercato, sempre a Picanello, altre 2 cartoline di ordinario degrado. Mobili, porte, divani in strada e montagne di spazzatura all'altezza della fermata AMT in via Duca degli Abruzzi. In quest'ultimo caso, il passaggio del bus 530 rappresenterebbe l'unica salvezza. I carabinieri di Misilmeri hanno denunciato 3 palermitani per ricettazione. Sono stati sorpresi in un appezzamento di terreno a Croce Verde Giardini a Palermo con matasse di rame che stavano per essere ripulite dalle guaine. I 3 hanno tentato la fuga ma sono stati raggiunti e identificati. Il peso dei cavi di rame è di 1000 kg. Brucia ancora la discarica di Mazzarrà Sant'Andrea. I vigili del fuoco di Messina sono impegnati da ieri pomeriggio per spegnere il vastissimo incendio di natura dolosa. Il sindaco del centro tirrenico denuncia ci sono almeno 2 inneschi. Francesco Triolo. Continua a bruciare dal primo pomeriggio di ieri la discarica di Mazzarrà Sant'Andrea. Nel Messinese le operazioni di spegnimento sono andate avanti tutta la notte, ma il tentativo di creare una zona tagliafuoco intervenendo con pale meccaniche e ruspe non è andato in porto perché troppo pericoloso. Incendio sicuramente di natura dolosa e che ha avuto origine in almeno 2 o 3 punti diversi adiacenti alla discarica stessa. L'incendio ha già interessato parte della discarica, si sta lavorando per far sì che non interessi la parte sommitale della discarica. L'ARPA ha piazzato un rilevatore per monitorare la qualità dell'aria nel comune di Terme Vigliatore verso cui si dirigeva il fumo. Oggi sono 5 le squadre dei vigili del fuoco al lavoro ed è stato necessario l'intervento dei Canadair. Le difficoltà sono tantissime perché il fumo sta coprendo parte della discarica. A tal proposito invito i cittadini di Mazzarrà Sant'Andrea, del comune di Furnere e del comune di Terme Vigliatore di stare chiusi in casa perché i fumi, a causa del vento che ha un andamento variabile, si spostano nei vari comuni e ovviamente sono fumi tossici, perché sono fumi che vengono prodotti dalla combustione dei rifiuti e del telo che copre la discarica. Camera di consiglio al Tribunale del Riesame di Catania per gli indagati nell'inchiesta Pandora che ha coinvolto il comune di Tremestieri Etneo. In 29 hanno ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, tra loro l'ex vicepresidente della regione Luca Sammartino, indagato per 2 presunti casi di corruzione. Il suo legale, l'avvocato Carmelo Peluso, ha presentato appello ribadendo la totale estraneità del suo assistito. Luca Ciliberti. Avvocato Peluso, avete ribadito in sostanza tutta la vostra linea difensiva? Assolutamente sì, abbiamo ribadito sia la impossibilità di tenere sussistente un concorso di Luca Sammartino in eventuali accordi corruttivi presi da terzi, abbiamo ribadito come le attività del Comune di Tremestieri Etneo siano state attività vincolate, dovute e non discrezionali, per cui qualunque cosa è stata posta in essere nella vicenda delle farmacie è frutto di un percorso tecnico corretto ed esatto. Sulle intercettazioni? E sulle intercettazioni abbiamo evidenziato come le intercettazioni mettono in maniera molto chiara la posizione di Sammartino come colui che ha soltanto veicolato un contatto tra il sindaco Rando o altri esponenti del Comune di Tremestieri Etneo con alcuni funzionari regionali, i quali si sono comportati secondo scienza e coscienza nella maniera più corretta e più esatta possibile. Una sola certezza abbiamo detto ai giudici e la diciamo dire a tutti: noi celebreremo questo processo avendo la certezza di argomenti che portano alla soluzione dell'imputato. Quindi qualunque sia il risultato di questa fase cautelare, una certezza assoluta che Luca Sammartino si sottoporrà a un processo nell'attesa di una certa assoluzione. Indagata in stato di libertà per omicidio stradale e lesioni personali la giovane di 23 anni alla guida della Fiat Punto che è finita all'alba di domenica scorsa contro il guardrail sulla Palermo Sciacca all'altezza di Giacalone. Nell'incidente ha perso la vita il figlioletto di 16 mesi e la zia ventenne del bimbo. Alla giovane mamma viene contestata l'imperizia per essersi messa alla guida con un tasso alcolemico quasi 3 volte il limite previsto dalla legge.
Disagi sull'A18 e A20. Federconsumatori ha dato avvio alle prime azioni giudiziarie nei confronti del Consorzio Autostrade Siciliane per far ottenere agli utenti il rimborso parziale del pedaggio. Presentate le prime richieste al giudice di pace proprio per i disagi che si registrano in queste due autostrade e quindi per far valere i diritti degli automobilisti. Emanuela Corsi. Le pessime condizioni della A18 Messina-Catania e della A20 Messina-Palermo sono ormai diventate croniche negli anni, in passato per la scarsa manutenzione, ora per i troppi cantieri aperti che causano rallentamenti e disservizi a danno degli utenti, soprattutto dei pendolari. Queste condizioni, secondo Federconsumatori Messina, non giustificano quindi il pagamento del pedaggio nella misura applicata dal CAS, Consorzio per le Autostrade Siciliane, che gestisce le due infrastrutture. Pertanto gli automobilisti hanno diritto ad un rimborso. Noi raccogliamo le domande degli utenti che si rivolgono a noi come Federconsumatori Messina, quindi facciamo dei giudizi davanti al giudice di pace perché sono i giudizi più rapidi rispetto ai giudizi davanti al tribunale, per ottenere appunto quello che dicevo prima, cioè un rimborso almeno parziale del pedaggio pagato negli ultimi 10 anni. Noi dobbiamo considerare che gli utenti utilizzano l'autostrada proprio per avere una percorribilità più rapida. Se questo vantaggio non esiste perché le condizioni dell'autostrada non consentono una percorribilità ordinaria, è chiaro che il pedaggio non corrisponde alla qualità dei servizi e quindi va rimborsato almeno parzialmente. Autostrade per l'Italia, che gestisce in concessione da nord a sud circa 3.000 km di rete, da qualche anno ha attivato una modalità di rimborso automatico al casello per gli utenti in caso di disservizi. Se nel caso in cui un tratto autostradale è interessato da lavori che ne limitano la percorribilità ordinaria, all'uscita dal tratto autostradale il pedaggio viene automaticamente ridotto. E in Sicilia? Il Consorzio Autostrade non è in condizione, come ha dimostrato anche in sede di audizione davanti all'antitrust, di attivare questa forma di rimborso automatico che ha attivato invece l'Autostrade per l'Italia, per cui gli utenti non resta che agire davanti all'autorità giudiziaria per ottenere il giusto riconoscimento. L'antitrust intanto lo scorso anno ha multato il CAS per 500.000 euro per i forti disagi recati agli automobilisti siciliani dai numerosi e lunghissimi cantieri sulle autostrade A20 e A18 tra aprile e settembre 2021. È un giorno importante per l'ex stabilimento Bluetech di Termini Imerese e per i lavoratori. Oggi ufficialmente passa al gruppo Pelligra. In questi minuti l'incontro con i sindacati a Palermo. Vogliamo tutelare tutti i lavoratori, ha detto la FIOM nazionale. Sentiamo Marco Gullà. Per l'ex Bluetech di Termini Imerese quella di oggi è una giornata cruciale. In questo momento all'assessorato al lavoro di Palermo sta per essere formalizzato, nel corso di una riunione, il passaggio dell'ex Bluetech al gruppo Pelligra. All'incontro sono presenti i commissari straordinari dell'ex Bluetech, il gruppo Pelligra e i rappresentanti di FIOM e UILM. È l'inizio di un percorso, ha detto Samuele Lodi della segreteria della FIOM nazionale. Per quanto ci riguarda dovranno essere garantiti tutti i lavoratori attraverso un piano industriale strutturale, così come previsto dal bando. Garanzie sia per i lavoratori che saranno impegnati nella nuova realtà, sia per i lavoratori che si trovano nelle condizioni di poter essere accompagnati fino alla pensione. L'obiettivo quindi dei sindacati è appunto quello di garantire tutti i lavoratori dell'ex Bluetech, ma anche ex Fiat di Termini Imerese, in cassa integrazione da oltre 11 anni. E adesso parliamo di droghe. Preoccupa l'ascesa dello Spice, la nuova pericolosissima droga utilizzata dai giovani, i cui effetti possono essere devastanti. Aggressività, pressione alta, allucinazioni, ischemia e nei casi più gravi attacchi di cuore. Il suo utilizzo equivale a fumare 4.000 spinelli. Desiree Ferlito. C'è anche lo Spice nel giro di droga scoperto dalla Procura di Messina, che ha arrestato 112 persone, un giro da 500.000 euro al mese. Perché queste sostanze vanno in voga? Perché vengono sostanzialmente vendute anche attraverso il mercato nero del dark web e attraverso internet sotto forma di innocue sostanze, perché in genere vengono prese delle foglie essiccate inerte di tipo vegetale e vengono imbevute o vengono contaminate con queste sostanze. Ma cos'è la nuova droga scoperta dai giovani e perché fa così paura? In arrivo dai Paesi Bassi, lo Spice è un miscuglio di erbe essiccate che produce effetti simili a quelli della marijuana, ma in realtà ben più gravi per la salute. È l'aggiunta di sostanze chimiche a renderla diversa e la sua assunzione può far stare molto male.
Aggressività, vomito, agitazione, confusione e allucinazioni, ma anche pressione alta, ischemia e nei casi più gravi attacco di cuore. A preoccupare la grande diffusione di questa sostanza tra i giovani. La Spice infatti si piazza ormai in seconda posizione dopo la cannabis, ma il suo utilizzo equivale a fumare 4.000 spinelli in una volta. Ad allarmare inoltre l'età dei giovani che assumono questi stupefacenti. Secondo i dati del 2023, quasi 1 milione di ragazzi tra i 15 e i 19 anni, il 39% della popolazione studentesca, ovvero 4 studenti su 10 assumono almeno una volta una sostanza psicoattiva illegale. E adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. Parliamo di sanità. L'azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha attivato le COT, sono le centrali operative territoriali, strutture che hanno l'obiettivo di assicurare continuità, accessibilità e integrazione della cura e dell'assistenza. Davide Sardo. L'obiettivo è la continuità assistenziale e territoriale, ovvero una veloce pista di collegamento tra le strutture sanitarie pubbliche e i servizi territoriali e domiciliari. Anche gli ospedali agrigentini sono dotati delle COT, le centrali operative territoriali, all'insegna di una stretta ed efficace sinergia tra pronto soccorso, ospedali e medicina di base, ovvero la cura extraospedaliera. Un cittadino che è ricoverato in ortopedia con una frattura di femore, subito dopo può poter godere dell'assistenza domiciliare, di riabilitazione domiciliare, oppure essere ricoverato presso strutture di riabilitazione convenzionate con la nostra azienda. Benissimo, tutto questo viene guidato attraverso le COT. Nel corso della conferenza di presentazione è stato attivato un collegamento telematico con le sedi COT di Agrigento, Licata, Ribera e Canicattì per il taglio del nastro in contemporanea, sancendo l'avvio ordinato delle strutture nel territorio. Le doglie, la chiamata al 118 è lieto fine. Una donna di Barrafranca ha partorito una bimba in ambulanza all'inizio del tragitto verso l'ospedale di Enna. È accaduto questa mattina, poco dopo le 9:30. Un affettuoso benvenuto alla vita alla bimba e complimenti agli operatori del 118 per l'eccellente lavoro di squadra. Siamo orgogliosi di loro. Questo è il commento del presidente Seus, Riccardo Castro. Dal 3 luglio, ogni mercoledì alle 23 su Antenna Sicilia e sabato e domenica alle 18 su Telecolor sotto Achitalk. 30 minuti di giochi e conversazioni con ospiti del mondo del teatro, della TV, del cinema e della musica che raccontano il loro lato più autentico e privato. A condurlo Edoardo Saitta, che a Buongiorno Sicilia ci ha dato qualche anticipazione. Sotto Achitalk, vabbè, è un gioco di parole che chiaramente è facilmente intuibile. Noi batteremo abbiamo battuto la prima puntata, il primo chuck, per usare un termine, come dire, cinematografico, sì, cinematografico, con Gino Astorina. Ma poi ci saranno tanti ospiti, tanti begli ospiti. Questo ci dà l'idea, questo sotto Achitalk, che ne so, di un pub, a me personalmente, come se fosse un luogo di incontro. Sì, perché come dire, l'intimità con il quale si svolge la trasmissione, la conversazione, poi alla fine si gioca a Guglielmo Tell. Tu lo sai cosa è Guglielmo Tell? La lamela com'è? La mela ce la inventiamo, una volta abbiamo messo un bicchiere con una pallina sopra e poi un arco, ovviamente non con le frecce vere. Prima avevamo messo le frecce vere, poi quando abbiamo dovuto cambiare chi teneva la pallina abbiamo dovuto mettere quelle finte, Ecco, questo è uno dei giochi, no? Io ti faccio solo delle premesse all'inizio della trasmissione e ti dico che tu hai diritto ad una sola bugia. E poi te la giochi alla fine con questo a Guglielmo Tello, con gli altri giochi che ci sono, e se vinco io me la dici, se no muore con te. Adesso parliamo di un'altra nostra trasmissione, quella delle 14:30, subito dopo questo telegiornale. Al centro di Sicilia 24 Focus il drammatico tema delle morti sul lavoro che si ripropone all'indomani dell'ennesima tragedia in un cantiere edile a Campo Felice di Roccella nel Palermitano. Ospiti di Roberta Lunghi, il magistrato Bruno Giordano e Pietro Ceraulo, segretario generale della Filea CGIL Palermo, e anche il sindaco di Campo Felice di Roccella, Giuseppe Di Maggio. Appuntamento alle 14:30 su Telecolor e in streaming sulla siciliaweb.it. Potrete scrivere i vostri messaggi alla linea WhatsApp
342 74 55 005. Adesso una pausa e poi parleremo di calciomercato. Eccoci al calcio. A Palermo oggi presentazione del neo allenatore Alessio Dionisi. Sul mercato occhi sempre su Van de Putte. A Catania sono ufficiali le date del ritiro e le località, mentre a Messina è tutto fermo. Marco Gullà. Oggi è il giorno di Alessio Dionisi, il neo allenatore del Palermo. Oggi pomeriggio sarà presentato alla stampa. Sul mercato, intanto, Palermo e Catanzaro sembrano intenzionati a fare affari insieme e il nome più invitante che i rosa cercano di ottenere con forza è sempre quello di Jari Van de Putte. La trattativa con il re degli assist in Serie B avrebbe però subito un rallentamento, nulla di preoccupante, ma i calabresi vogliono avere le idee chiare su chi siederà in panchina. Inoltre per Van de Putte sono richiesti più di 3 milioni di euro e non saranno accettate contropartite. Occhio però all'inserimento recente dell'Udinese. Fulignati è sempre un obiettivo del Palermo e anche qui il Catanzaro preferirebbe monetizzare, ma il profilo di Piacelli piace. Serie C. Il Catania riparte da Assisi, già conosciuta da tempo. La sede del ritiro è stata ufficializzata, così come la data. Confermato il trasferimento in Umbria il 14 luglio, primo allenamento il 15 allo Stadio degli Ulivi. Dall'11, prima di arrivare in Umbria, le visite mediche in sede. Il ritiro si concluderà il 3 agosto prima dell'esordio nella Coppa Italia Maggiore con la Carrarese. Il DS Faggiano vuole arrivare al ritiro con la squadra fatta al 60-70%, ma tante trattative sono già state intavolate. D'Andrea in attacco, Capomaggio e Carpani a centrocampo. Il lavoro più importante per il club al momento è quello di trovare sistemazione per alcuni giocatori in rosa che non fanno più parte del progetto. Messina in questo momento tutto fermo. Saverio Provenzano, che dovrebbe essere il direttore generale in pectore, sembra abbia fatto un passo indietro proprio per questa mancanza di chiarezza. Per il nome di direttore sportivo si parlava di Umberto Calaiò, Pellegrino e Agatino Chiavaro, prossimi giorni comunque decisivi. Trapani vicino ai primi due acquisti, il primo nome è quello di Andrea Seculin, portiere classe 90, che saluterà il Modena dopo 2 stagioni e 17 presenze nell'ultima annata in Serie B. Il secondo nome invece è quello di King Udo, attaccante classe 97, che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Gubbio. Catania Football Club e Paternò hanno raggiunto un'intesa per il progetto pluriennale di collaborazione. L'accordo è stato siglato tra il vicepresidente e l'amministratore delegato Vincenzo Grella e Ivan Mazzamuto. Li vediamo in questa foto insieme. Nei primi 3 anni la partnership riguarderà una precisa piattaforma tecnica, ma anche il marketing e gli eventi. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.